la fugace apparizione che purtroppo avevo didattica da completare. Allora, il mio contributo vuole essere un po' uno sfondo culturale da considerare, che è legato soprattutto al concetto di macchina e all'elogio del moderno come rappresentazioni, ovvero quello che noi geografi chiamiamo come il modernismo universale e soprattutto rifacendoci alla geografia determinista, che è quella di Friedrich Ratzel del fine Ottocento, in cui la Terra viene vista talvolta come ricca di imperfezioni della crosta terrestre che vanno modificate, trasformate, e quindi sono delle imperfezioni limitanti per il progetto modernista e che impediscono a dei processi di territorializzazione legati alla modernità, dunque degli esiti trasformativi che vedono un straordinario potenziamento soprattutto a seguito dell'evoluzione della tecnica, delle scienze meccaniche, ma anche della fisica, soprattutto quella legata all'elettricità. E quindi io mi sono occupato soprattutto di ingegneria idraulica e degli effetti legati come il passaggio dalla premodernità alla modernità abbia in qualche modo contribuito a elaborare queste soluzioni, le imperfezioni. Evidentemente il canale di Suez è stata una delle più affascinanti che hanno posto le basi per queste riflessioni a livello generico. Le premoderne in realtà non sono mancate, con dei livelli piuttosto importanti di trasformazione, soprattutto Veneto e Fiandre sono quelle che sono più evidenti queste modifiche dell'assetto originale di madre natura, di come la crosta terrestre potesse essere modificate. Credo che nel XVII secolo la grande opera che più ha infiammato gli entusiasmi è stato il Canal du Midi, fatto scavare appunto sotto il governo di Luigi XIV, l'ingegner Riquet, questo canale che collega i due mari, quindi anche dal punto di vista simbolico molto affascinante, la linea de partage des eaux, questa linea di deflusso, di spartiacque, che viene superata attraverso questo insieme di conche. Ecco, questo progetto è molto importante perché ha poi influenzato tutto quello che sarà la Canalmania inglese, quindi dalla rivoluzione Lord Bridgewater, che è stato il primo, queste compagnie di trasporto e navigazione interna che hanno creato circa 2000 miglia di acque interne artificiali, quindi ecco l'artificializzazione, la razionalità, il pensiero ingegneristico. Quindi sono le nuove conquiste della scienza che creano euforia, che creano una sorta di fiducia. Questo è uno dei tanti testi che sono stati pubblicati, questo del 1884, dove nel foglio del frontespizio troviamo la macchina che poi ritroveremo a Marghera per il dragaggio dei canali, che ritroveremo macchine meccaniche a vapore e dopo sono macchine hanno anche una propulsione elettrica, quindi questo amplifica e potenzia lo sviluppo. Da un punto di vista culturale vale la pena menzionare come il modernismo universale abbia avuto tra i suoi grandi promotori anche la letteratura dedicata al futuro tecnologico. Jules Verne è il più famoso di tutti, in cui le grandi esposizioni, le scoperte, la divulgazione, la creazione di corsi di ingegneria, la strutturazione delle stesse università portano a questa sorta di popolarizzazione di temi tecnologici che vengono seguiti da un gran numero di lettori. Soprattutto ricordo le versioni di questi testi per l'infanzia, quindi forse anche noi abbiamo letto questi romanzi per ragazzi con una importante iconografia che racconta proprio queste iconografie della crosta terrestre che veniva modificata. Ecco, l'Italia è rimasta ai margini di questa visione titanica, anche se il canale di Suez, parlo d'Italia ma Trieste era il grande porto che è stato evocato stamattina,
il porto del più grande impero di terraferma, che era l'impero asburgico. Al Museo Rivoltella troviamo degli archivi molto interessanti per valutare l'impatto che hanno avuto i grandi tagli. Ma la stagione dei grandi tagli è proseguita abbondantemente con, ecco, questa è un'altra imperfezione della crosta terrestre, legata soprattutto ai traffici nautici, quindi è evidente che c'era una finalità operativa, uno un po' più tardo, quello di Kiel, che metteva in contatto il mare del Nord con il Mar Baltico, altro taglio strategico, però io che mi occupo di storia della navigazione interna, c'è il Caledonian Canal, per esempio, che è stato scavato in Scozia proprio in questi anni, per mettere a contatto il mare, due aspetti, l'Oceano Atlantico col mare del Nord, che taglia a metà la Scozia utilizzando per esempio il Loch Ness, quindi abbastanza interessante anche questa modernizzazione. Ecco, detto questo, vi sono sempre sul modernismo delle profanazioni, la più famosa forse è quella di fine Ottocento, Cascate del Niagara, che facevano parte dell'immaginario sublime di questa giovane nazione che si stava espandendo, soprattutto il Niagara è stata forse la prima zona sublime dell'est, perché poi arriviamo dopo gli anni 60, anni 70, l'arrivo in California, e quindi entra soppiantata la cascata del Niagara dalla Monument Valley e soprattutto dal Grand Canyon del Colorado, che poi diventerà un luogo di grande investimento tecnologico con la Hoover Dam, con la diga che in qualche modo cattura le acque nella parte più meridionale. Ecco, quindi modernismo tecnocratico, ci stiamo avvicinando pian pianino al contesto che ci interessa più da vicino. L'Italia in tutto questo ambito diciamo che non è ancora Coketown, quella descritta da Charles Dickens, in qualche modo stigmatizzata dalla sua narrativa, perché effettivamente l'Italia era la meta del Grand Tour, cioè i grandi capitali accumulati, le ricchezze venivano talvolta spese per dei viaggi, quindi evidentemente noi ancora attiravamo come un contrasto, con forte contrasto, l'Italia bella perché povera, c'era proprio questa. Mi viene in mente anche Thomas Hardy quando descrive questi suoi viaggi in questo paese, oppure più tardi, qualche decennio dopo, D.H. Lawrence quando descrive i luoghi etruschi, il mare Sardegna. Abbiamo proprio questo elogio di una Italia rurale che è ancora lontana da queste lugubri rappresentazioni della miniera. A noi mancavano le miniere, mancavano le fabbriche fumose, le ferrovie ancora forse sì, le abbiamo avute, ma soprattutto richiamo a questo libro, un libro che è del 1938 di Lewis Mumford, The Culture of Cities, che è stato ampiamente tradotto anche da noi. C'è la prima edizione, mi pare fosse del Vita e Pensiero del 54, la prima edizione, traduzione. E in questo libro troviamo proprio la stigmatizzazione della Black Cities, delle Coke Towns, ed è un ricco di anticipazione. Ne consiglio la rilettura perché troviamo molti spunti anche alla luce delle città giardino. Lui dà un'interpretazione di Howard, di Ruskin, ma poi parla di tutti questi movimenti. Olmsted, per esempio, negli Stati Uniti, come trasforma Boston. Ed è un testo che io ho riscoperto. L'avevo letto da ragazzo, adesso ho visto che è un testo straordinario. Veramente vi consiglio di riprenderlo in considerazione. Insomma, abbiamo delle nuove sensibilità. Anche l'Italia, questa è una raccolta monumentale, so che mi era stato offerto a chilo sto libro perché ingombrava una biblioteca, adesso c'è il problema che non si sa più dove mettere i libri. La collezione di Stafforello è un'ottima collezione, è del 90, sono una ventina di libri stampati bene, impegnativamente, con delle copertine piuttosto eleganti, che racconta le specificità geografiche del bel paese, ovvero noi dobbiamo tener conto cosa è stato fatto nel modernismo italiano, cioè dopo il Regno d'Italia, ma anche dopo la costituzione della coscienza che l'Italia aveva delle sue ricchezze di tipo geografico, minerario, in un certo modo morfologico, per cui è un invito a conoscere le potenzialità geografiche del nostro paese, che era veramente un percorso
che ci porta a... La ferrovia era già stata in qualche modo, erano stati creati quel tot di 1000 di chilometri che a fine 800 l'incremento è stato molto secondario nelle elaborazioni di tracciati successivi. Invece con Staforello abbiamo una prima idea del potenziale legato alla bonifica. Calcoliamo che le primi grandi interventi di bonifica vengono fatti proprio dalla metà dell'Ottocento, che poi si amplificheranno. Abbiamo le prime impianti di idroelettrici, soprattutto nell'inizio Novecento. Abbiamo cioè delle modalità moderniste che poi daranno vita, treni, bonifiche e elettricità, a tutte le microindustrie che man mano si differenzieranno, che prenderanno lo spunto dalla enorme e secolare tradizione artigiana. Per esempio mi ha colpito, leggendo di Porto Marghera, come erano organizzate le suddivisioni, la lottizzazione, potremmo dire, di tutte le varie piccole industrie. In una pubblicazione degli anni 30 ho trovato una settantina di tipologie merceologiche, di tipologie produttive, quindi estremamente diversificato. Ed è questo un po' che ha anticipato la grande distribuzione di attività produttive. Allora, la prospezione geografica si dedica soprattutto, visto che ho parlato di bonifiche e di energia idroelettrica, ai paesaggi potenzialmente adatti per sviluppare queste tendenze in atto, e cioè soprattutto i litorali e le montagne. La cartografia ci aiuta perché abbiamo l'Istituto Geografico Militare che comincia a stampare le sue tavolette, e dunque vi comunico che il Costituendo fra poco verrà inaugurato un museo della geografia al Dipartimento di Padova, adesso si chiama DISGEA, che è in sede in Via del Santo, dove abbiamo la grande raccolta proprio a cui ha partecipato anche Roberto Almagià, tutte le tavolette delle prime levate anni 70 dell'Ottocento fino ai giorni nostri, in cui possiamo vedere l'importanza data soprattutto alle campagne di montagna, cioè la campagna di rilevamento dei materiali, dei luoghi, delle valli, come anche dei paesaggi di bonifica, delle paludi, tutto ciò che ha a che fare soprattutto, noi pensiamo sempre dalle bonifiche ferraresi, Comacchio, fino all'Isonzo, ma dimentichiamo, e parliamo anche ovviamente delle Maremme, sia grossetane che di Latina, ma non parliamo di tutti gli stagni sardi, ad esempio, che è uno dei temi più interessanti e affascinanti che mi ha occupato in anni scorsi, perché c'è degli archivi magnifici ad Arborea, gli stagni di Cabras, poi tutti gli stagni minori che troviamo, i consorzi di bonifica. Mi viene in mente l'ingegnere Omodeo della diga del Coginas, quindi a Basanta, e quindi energia idroelettrica per muovere le idrovore della bonifica integrale, quindi vediamo una strettissima connessione. Quindi si può parlare di questi luoghi, alcuni, anch'io concordo, di confisca ingegneristica. Vuol dire che questi luoghi vengono in qualche modo destinati alla trasformazione attraverso le arti meccaniche, attraverso le competenze ingegneristiche che producono dei nuovi paesaggi. Cioè noi abbiamo bisogno di raccontare queste basse paludi, questi stagni palustri, queste terre malsane. C'è proprio una retorica che denigra questi luoghi. Quindi sono tutti interventi che da un lato portano la modernità, dall'altro mettono in secondo ordine tutti gli assetti antropologici o sociali minori, marginali, delle popolazioni che vivono in questi ambiti. Penso solo ai pescatori vagantivi. C'è questo grande dibattito tra il vagantivo e la bonifica e la campagna. I vagantivi vengono riscattati perché? Perché ci sono delle campagne di foto dei vari Ongania, Böhm, eccetera, che fotografano i pescatori in queste posizioni, no? Se noi guardiamo questo patrimonio fotografico, iconografico, delle fotografie di fine Ottocento, proprio qui della terra nostra, della Laguna di Venezia, li vediamo come oggetti pittorici, cioè un'iconografia che ne celebra l'arcaicità, no? Questa visione quasi neo-arcadica
di queste attitudini premoderne. Comunque abbiamo un nuovo linguaggio territoriale, sia in montagna che in pianura, che si connettono poi strettamente. Lo vedremo proprio con Marghera, con Porto Marghera. Cambia un'idea di natura. L'idea di natura siamo in pieno positivismo. L'idea di natura non è più quella romantica o, se volete, pittoresca, anche se studiando Ippolito Nievo accuratamente, Ippolito Nievo nelle Confessioni dell'Italiano, se voi lo leggete con cura e attenzione e conoscete chi frequentava Ippolito Nievo all'epoca, che erano tutti i bonificatori della Bassa Friulana, quindi parlo degli anni 50 dell'Ottocento, e c'era anche quelle cattedre di agricoltura che giravano per il Friuli demonizzando la laguna. Ippolito Nievo, se vi ricordate l'episodio di Carlino che scopre il mare, cioè quando fugge dalla grande cucina fumosa di Fratta, del castello di Fratta, è un elogio del paesaggio di bonifica. È la prima volta che trovate un elogio scritto, quindi letterario, per questo non meno significativo, delle paludi, delle praterie vallive, delle limpide correnti, di questi orizzonti infuocati, delle foreste di alberi primedi, che contrasta totalmente con gli amici di Ippolito Nievo che frequentava, e cioè quelli dicevano che dobbiamo far sentire il suono dell'ascia che abbatte gli alberi dove noi porteremo i prodotti agricoli. Quindi c'è questa dicotomia veramente interessante, che però, a ben guardare, io ho trovato un bonificatore friulano, sempre della cerchia di Ippolito Nievo, un tale Collotta, che dice sì, ho abbattuto la foresta, ma con quale malanimo, con quale sofferenza, con quale intimo dolore di abbattere la scure su alberi che hanno visto la romanità. Cioè questo siamo negli anni, fine anni 50 dell'Ottocento. In ogni caso noi ci troviamo nel contesto culturale di Carlo Cattaneo, ovvero il paesaggio che è una macchina, che è una patria artificiale, la famosa patria artificiale di Carlo Cattaneo. Quindi l'idea di Marghera affonda le radici sull'idea di una patria artificiale, cioè un qualcosa che viene costruito attraverso la tecnologia e che in qualche modo rende funzionale un territorio, soprattutto grazie alle bonifiche, ma anche agli opifici idraulici. Non dimentichiamo che ai tempi di Cattaneo erano comparse le prime macchine a vapore, ma se leggete con cura Cattaneo, lui parla proprio dell'eredità leonardesca, di tutti i macchinari che la nostra gloriosa scienza idraulica, a partire da Guglielmini, cioè dalla scuola bolognese, ha portato a trasformare questi territori, questi paesaggi. Allora, il caso di Marghera, io purtroppo avevo fotografato prima 2 bellissime mappe che vi consiglio di vedere, che sono esposte, in cui c'è una visione di Marghera credo fosse di fine Ottocento, in cui vedete ben segnato il Forte Marghera e vedete in modo estremamente efficace la rappresentazione dei bottenighi. È una mappa splendida, mi sono permesso di fotografarla magari. Proprio bella. E poi avete una riproduzione a volo d'uccello, preso, visto da Dürer, se non vado errato, di una visione a volo d'uccello di Marghera, con la torre di Marghera, che poi è stata saldamente e accuratamente rappresentata a Canaletto, è una delle incisioni più diffuse che nobilitano i luoghi di Marghera. Eccoli qua. Questa invece è una volgarissima mappa degli anni 20, nulla di speciale, che però comunque fa vedere l'idea di Marghera come patria artificiale, cioè Marghera, la trasformazione, alla luce di quello che vi ho detto, è un'imperfezione della crosta terrestre che si è modificata grazie alla tecnologia. Quindi la tecnologia, le abilità, l'evoluzione della trasmissione a distanza, per esempio, del sistema energetico dell'elettricità. Ed ecco l'elettricità che si dedica a un accurato inventario non tanto delle vallate più note. Questi ingegneri, questi geografi anche direi, sono andati in giro a cercare le forre, ovvero le gole, quelle che adesso in Francia le trovate col segno, la stellina Michelin, come da visitare, da non perdere. Le Gorges du Tarn, dell'Ardèche, del Lot, sono tutte le Gorges dell'Ardèche. Guai fare una diga, figuratevi.
All'epoca però, questa è la gola del Cismon, a valle del Cismon, quindi siamo in bacino del Brenta, ma come queste ne hanno scoperte tantissime. Il Cismon è uno dei fiumi che è stato più setacciato, individuati i siti per farne proprio, appoggiarvi le spalle della diga. Quindi questo è il riscatto rispetto alla mancanza di miniere soprattutto di carbone, ed è interessante menzionare il quarto congresso nazionale dei geografi italiani, che si è tenuto a Milano nel 1901. Guarda caso, pochi anni prima della grande inchiesta sulle vie navigabili fatte dal Ministero dei Trasporti, che sono quei enormi volumoni del 1903, che fa un'analisi geografica dei fiumi potenzialmente adatti per incrementare una navigazione fluviale, che era una battaglia persa in partenza, perché ormai tutti sapevano che c'era la ferrovia. È una cosa, però si parlava addirittura, pensate, in questo libro del 1903, la navigazione del Volturno, per fare un commerci del Volturno. Io ho trovato Francesco Turola, 1887, una navigazione commerciale da Campo San Piero a Milano e da Milano a Mira, lungo il Muson, che servirebbe alle industrie artigianali più piccole. Infatti parla di piccoli trasporti. Oppure la linea Albettone, Este, Monselice, Canale Battaglia. E questi ne abbiamo tantissimi, di questi microprogetti, proprio a fine Ottocento, un po' come il mini idraulico di cui si parla in questi anni. Quindi, cosa si dice in questo congresso? Ci si lamenta che la geografia ha perduto il treno, cioè non ha dato informazioni agli ingegneri per fare dei rilevamenti geografici efficaci per poter modernizzare il paese. Soprattutto non si è studiato due elementi: la vulnerabilità idrogeologica. Un paese moderno non ammette frane, proprio è stato detto, la prospettiva modernista non ammette frane, sono inammissibili. Viene in mente cosa sta succedendo nel nostro paese dagli anni 60 in poi, se siamo un paese moderno o meno, a proposito di dissesti idrogeologici. Poi dice, questo congresso, dobbiamo colmare la scarsa conoscenza della idrografia montana e delle vallate, cioè, cito, condizioni fisiche e dinamiche delle cadute d'acqua. Quindi ecco l'invito a visitare questi luoghi. Era la corsa, definita proprio in quel convegno, all'oro bianco, che non è la ghiaia, l'oro bianco diventerà negli anni 40-50 con il boom edilizio. Quindi le valli alpine, abbiamo un linguaggio retorico del determinismo, le valli alpine sono patrimonio dentro i nostri confini. Ecco il concetto di Lebensraum, di spazio vitale, menzionato da Ratzel. Ma qui abbiamo fior di scrittori, mi viene in mente Achille Manfredini, che era il direttore del Monitore Tecnico, che nel 1905 dice: il nostro paese afferma come il nostro paese fosse quello in Europa nel quale venne utilizzata al massimo grado con impianti idroelettrici la forza naturale delle cadute d'acqua. Cioè già nel 1905, quindi 4 anni dopo il congresso dei geografi, c'è stato un profondo, importantissimo slancio per conquistare questi territori. Quindi c'è un orgoglio di essere eredi delle antiche scuole idrauliche, che si dice ancora, ma soprattutto eredi di una scienza elettrotecnica da Alessandro Volta, Luigi Galvani, Galileo Ferraris e Pacinotti, cioè le persone che hanno reso tecnicamente utilizzabile al meglio la caduta d'acqua. E abbiamo questa paternità scientifica che poi è stata divulgata in tutto il mondo. Quindi c'è questo paradosso, siamo in ritardo con il carbone ma all'avanguardia con l'elettricità. Quindi si diffondono nuovi paesaggi, nuove energie, quindi nuovi elementi che entrano in prepotenza già da fine Ottocento. Poi si perfeziona la trasmissione a distanza, quindi Manfredini dice: i viaggiatori in Italia non vedono che nuovi edifici a cui manca il caratteristico camino, vedono vecchi camini privi del loro pennacchio di fumo. Altro che la città Coketown, la città fumosa dello smog. In questi stessi anni, siamo nell'inizio Novecento, vi invito a leggere di Jack London Il popolo dell'abisso. È una traduzione, questo è il titolo italiano, che descrive la vita nell'East End
nell'East End di Londra, dove c'è ancora il fumo, lo smog, le morti, le silicosi e tutto quanto ha a che fare con l'emissione di fumo. Insomma, in pratica, noi siamo all'avanguardia con la città neotecnica, cioè non siamo più le città paleotecniche, e potremmo leggere in queste vicende, potremmo trovare delle assonanze straordinarie nel libro famoso Cities in Evolution dello scozzese Patrick Getz, che nel 1915 scrive proprio un'introduzione al movimento della pianificazione delle città, che è fondamentale proprio nella storia, che si connette a quello che avete detto prima e che si connette con le città giardino, che si connette con la buona qualità della vita, soprattutto perché l'energia idroelettrica, l'elettricità non sporca come il carbone. Quindi abbiamo una consacrazione iconografica, questa è famosissima, di Tony Garnier, La Cité Industrielle del 1917, che è un'iconografia di un suo saggio, dove vedete la città moderna, un'idea quasi di metropolis, dove a monte di tutto cosa c'è? Eccolo qua, la diga. Quindi la diga che blocca la valle, crea il bacino artificiale, mette in moto la caduta d'acqua, dunque tutto ciò che può essere portato, pulito in una città che può rinunciare al carbone, al gas illuminante e a tutte queste novità. Quindi abbiamo una nuova estetica del paesaggio che viene acquisita anche, pensate un po', dal Touring Club. Cioè il Touring Club in un certo senso porta avanti questo tipo di discorso, inserendo addirittura in uno dei suoi numeri l'immagine, la simbologia dell'elettricità che si collega a tutta la nuova mobilità. Siamo in un momento in cui la mobilità è strategica per il turismo e quindi è fondamentale anche questo abbinamento, capire questo abbinamento, cioè capire questa percezione, cioè noi abbiamo proprio i primi passi verso una consapevolezza, quindi e poi abbiamo questa cosa straordinaria le città giardino non si spiegano se non capiamo anche le centrali e quindi i progetti delle centrali, l'attenzione al manufatto tecnico. Piero Portaluppi è famosissimo, ma prima ancora di lui c'è Gaetano Moretti con la famosissima centrale di Trezzo d'Adda. Fra l'altro i Crespi avevano comprato tutta anche il castello e c'è stata questa costruzione, questa ingabbiare il manufatto tecnico dentro un manufatto che potesse richiamare la tradizione architettonica, le vecchie glorie. Viene in mente anche Camillo Boito, tutte le sue riflessioni sul neo-medioevo, sul neogotico, eccetera. Ecco, qui diventa un bel paesaggio, bello perché produttivo. Il paesaggio diventa bello perché produttivo. Questo è un po' l'assioma che viene diffuso, martellante, soprattutto pensando all'idroelettrico, ma anche alle bonifiche. Quindi il bel paesaggio, il prosciugamento è qualcosa che merita. C'è stato uno che ha protestato quando si parlava di abbattere la pineta di Ravenna per fare bonifiche anche lì, e lì c'è stato un sollevamento i primi movimenti ambientalisti, tra virgolette, che hanno cercato di frenare questa espansione. E soprattutto la pineta di Ravenna perché evoca Dante, ma in un contesto nazionalistico come questo, i luoghi di Anita Garibaldi, tant'è che ancora oggi c'è una località che ha questo nome. Quindi è il concetto del volto amato della patria. Quindi ci troviamo in una situazione in cui Nicola Falcone, questo giurista, che dice il paesaggio italico e la sua difesa, studio giuridico estetico, 1914. Quindi è il primo che fa sua la lezione di John Ruskin e ne fa uno strumento per in qualche modo controbattere un eccesso di modernizzazione, se volete, che potesse modificare il paesaggio. Poi arriva lui, che è Luigi Parpagliolo, forse il più noto tra i persone di cultura dell'epoca, che si è dedicato alla difesa delle bellezze naturali d'Italia, e parla anche lui, è stato tra i redattori della legge la 778 del 1922, ha collaborato con Giovanni Gentile, con Benedetto Croce, quindi pensate che fior di persone a legiferare in quegli anni,
e qui anche lui considera l'idroelettrico e considera la bonifica e in qualche modo mette in guardia soprattutto sul valore, sull'esperienza estetica, sui valori memoriali, le vedute panoramiche. Ecco dunque che il sito della Nuova Marghera è un sito un po' così, come posso dire, non è una bonifica agraria, è una bonifica a scopi urbano e industriale. Quindi abbiamo una situazione che in qualche modo risponde a queste esigenze, cioè l'esigenza del magistrato alle acque 1925 e le vie d'Italia, quindi ancora il Touring Club, per cui vedete il paesaggio di bonifica che farebbe scomparire questo e qui invece ecco l'agricoltura che fa scomparire le cose malsane. Quindi un ordine modernista. Nell'efficacia ce l'abbiamo, le alberature, le strade ampie e soleggiate, cioè tutto il linguaggio che potete immaginare, quindi questa ridefinizione di Marghera. Marghera dunque diventa una macchina territoriale, a tutti gli effetti, alla luce di quello che vi avevo detto, tant'è che potrebbe essere anche interpretata, questa è una tela di Osvaldo Peruzzi, è il futurista che si occupa dell'aeropittura, quindi le visioni dall'alto. Abbiamo tutti gli elementi, la bonifica, il centro urbano, il verde, la macchina, quindi nell'immaginario futurista le iconografie si sprecano e al futurismo io vorrei arrivare soprattutto perché abbiamo un processo di sostituzione dell'ingegneria, dell'idrovora a vapore e abbiamo due verticalità a confronto, cioè il passaggio dalla vaporizzazione e quindi l'elemento lineare della ciminiera a carbone, la macchina a vapore, all'uso del traliccio. C'è tutta la rete che doveva collegare, un sistema di tralicci che doveva collegare Marghera, oppure da Marghera a Saccafisola, cioè che sono stati recentemente rimossi, è il traliccio l'elemento forte che connota il nuovo paesaggio, che va benissimo, va d'accordo perfettamente con la retorica, la narrazione, la narrativa futurista. Soprattutto si elaborano nuove cartografie, nuove mappe che non sono più segnate dalle strade ma dalle linee dei tralicci. Questa viene l'avete riconosciuta probabilmente, da Soverzene, dove avete proprio la montagna che si collega alla pianura. Di viabilità non c'è nulla, ci sono solo le reti di connessione dei tralicci, ci sono i fiumi e questa la dice lunga, questa nuova cartografia che ci riporta però, ed è una estetica, ci avvicina all'estetica della velocità. Io vorrei citare proprio il famoso volantino dell'aprile del 1910 di Filippo Tommasio Marinetti, la Venezia passatista che tutti conoscono, e questo è un po' Marghera, questa è una delle tante compagnie che si fermano a Marghera, dove vedete l'iconografia, è la velocità. Quindi l'aereo, la macchina veloce, il motoscafo veloce, i grandi trasporti, tutto ciò grazie alla raffinazione degli oli minerali. Quindi ecco che l'estetica futurista si radica fortissimo. Pensate anche a Pietro Foscari, a suo figlio. Il suo figlio diventa un grande amico poi di alcuni artisti, è amico di Marinetti, quindi la situazione è chiara, solo che questi giovani ribelli giovanilisti, altro che giovani ribelli giovanilisti con l'energia futurista, questi sono i figli rampolli di una borghesia veneziana che si insedia a Marghera e che fa affari, insomma, soprattutto grazie alla velocità e al porto. L'iconografia è molto interessante e addirittura il titolo della mia comunicazione è un breve testo di Giannino Merogallo, è uno scrittore che era editorialista delle Tre Venezie, che ha scritto un paio di romanzi di non so valore che trovate addirittura anche su Amazon oppure su Mare Magnum, se volete la prima edizione, costa un po' di più, è il bibliofilo che parla, però lui parla proprio del panorama in Marghera, la poesia della macchina. Quindi elogia tutto ciò che è macchinismo, funzionamento, addirittura parla di anima musicale dell'emporio stupendo, la clamorosa poesia della macchina, dove la fatica umana par cancellata dall'ordegno sottile della meccanica applicata alle industrie. E qui si connette l'arte, la grafica, la pittura. C'è Giovanni Giuliani, che è uno dei più importanti incisori dell'epoca, maestro di accademia, è stato il maestro di Barbisan, per capirci, è
è stato uno dei maestri degli incisori veneti degli anni 40 e 50 che hanno segnato bene il paesaggio, dove appunto si descrive, questo per esempio è stata una commissione affidata per celebrare la costruzione del ponte stradale che collega Mestre, la terraferma a Venezia. Oppure Luigi Scarpacroce, un altro personaggio molto importante, questo è l'impianto di distillazione italiana a combustibili, e sempre Giannino dice: verso il canale dell'Ovest lo spettacolo mutava, la lunga teoria delle fabbriche, delle torri, dei pinnacoli, le scolte del cielo, la centrale termoelettrica dell'Adriatica, il mulino, la riseria italiana. Quindi abbiamo degli immaginari a confronto, due immaginari, poi c'è la commissione affidata anche a Carlo Dalla Zorza, anche lui ha lavorato con dei disegni, degli schizzi, l'impianto Società Italiana del Coke, oppure il grande laminatoio dell'Ilva. Dopo abbiamo, adesso non so se ho inserito, no scusate, abbiamo tutta una serie di pittori, fra cui anche Seibezzi. Ecco, Scarpacroce è interessante perché di lui ha fatto circa una quarantina di dipinti che sono stati dispersi, fra l'altro, se qualcuno che possiede una copia, beato lui, cioè, sono proprio andati dispersi, ed è stato una delle ipotesi che sono state così portate avanti da alcuni scrittori, soprattutto editorialisti delle Tre Venezie, di invitare gli industriali perché creino, cito, una piccola galleria di pitture dedicata ai loro stabilimenti. Questo è il modo proprio di, in qualche modo, divulgare la poesia della macchina in una città che stava avviandosi verso altri fulgidi futuro, insomma, un fulgido futuro. Grazie.